Avremo un risultato straordinario e l'autonomia entro il 2025 il governatore del Veneto verrà a Roma a firmare le preintese, quindi dopo 30 anni di battaglie, dopo un referendum che ha coinvolto milioni di veneti, diciamo che da segretario della Lega non posso che essere contento. Per la Lega, del resto, è la madre di tutte le battaglie, è e sarà l'autonomia il leitmotiv della campagna elettorale. Lo stesso segretario Salvini lo ha ribadito in visita all'aeroporto di Venezia all'indomani del lancio ufficiale della candidatura di Alberto Stefani al Palageox di Padova davanti a 3.000 persone, militanti e ancora futuribili candidati. Ma sarà soprattutto un Veneto responsabile, un Veneto che riconosce nell'autonomia e nel federalismo fiscale due grandi riforme per il futuro di questo Paese. L'autonomia differenziata, richiesta a gran voce dai veneti, che permetterà di avvicinare decisore e territorio. Noi la responsabilità vogliamo assumercela, perché le responsabilità non ci fanno paura. Questo è il mantra leghista da qui alla data del voto, con la strategia elettorale di fatto delineata dal palco. In lista ci saranno tanti amministratori, ha detto Salvini, poi l'annuncio del governatore uscente. Parlandone con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema reale. Mi candido capolista in tutte le province. Problema, termine ricorrente in questi giorni, con il segretario leghista che ne dà un'interpretazione autentica, lasciando intendere, seppur implicitamente, chi sia il mandante politico da ricercare tra gli alleati. Quindi Zaia per chi era un problema? Ma magari pensa qualcuno che non ha voluto liste civiche, liste personali. Secondo me è sempre un errore limitare la possibilità di scelta per i cittadini, per gli elettori. Salvini che smentisce le voci per cui la Lega potrebbe sdoppiarsi, da un lato una Lega nazionale, dall'altro una settentrionale guidata da Zaia su modello della CDU-CSU tedesca. E anche oggi sul Corriere della Sera non ci azzeccano. Tanti i nodi ancora da sciogliere con il nuovo protagonista che sembra volersi smarcare da polemiche, strategie e ricostruzioni. Amministrare, fare e cercare di portare a casa risultati. Questo è quello che conta. I veneti sono un popolo pratico, non amano le polemiche e quindi chi vorrà fare polemica la farà da solo.